gli studi umanistici si intrecciano all'informatica e grazie ai progressi della tecnologia si aprono a nuove frontiere metodologiche che possono far progredire in rapidità, capacità di connessione e collazione, dati, reperti, documenti, allora la digitalizzazione di quello che è stato per secoli un mondo e un patrimonio da consultare solo manualmente diventa una nuova frontiera dello studio, della ricerca e della gestione della cultura a tutti i livelli. Stiamo parlando delle Digital Humanities. Per approfondire meglio questa materia affascinante di studio e le sue applicazioni pratiche e scientifiche, andiamo a conoscere Dorit Reines, docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e a capo di numerosi progetti di studio internazionali nel campo delle Digital Humanities. L'unione di queste due parole, digital e humanities, praticamente coniuga un neologismo meraviglioso perché sembra unire l'antico e il moderno, il vecchio e il nuovo e dare una prospettiva avveniristica. Allora cominciamo subito a spiegare cosa sono le Digital Humanities. Digital Humanities, appunto, se si vuole veramente una definizione veramente molto semplice, è l'uso della tecnologia appunto al servizio dei humanities, però naturalmente questo non basta. Quello che praticamente da secoli gli humanities sempre hanno fatto è esprimersi in modo, diciamo così, lineare, nel senso di, per esempio, se pensiamo al testo, ecco, sappiamo molto bene che il testo è fatto appunto di paragrafi, di frasi, di parole e così via. Quello che la humanities ha capito è che facendo anche la ricerca su queste produzioni culturali, che possono anche essere immagini, musica e così via, non bastano perché non ci rispondono a varie domande. È perciò che veramente, se si può assolutamente pensare, già dall'inizio del Novecento la matematica, ecco, è quella che ha cominciato prima a riflettere su come veramente si può usare unità proprio piccole per confrontarli, per dopo approdare alla statistica. Negli anni 50-60, diciamo così, le discipline sociali e anche la storia hanno scoperto questo, e questa è la prima volta che l'Humanities appunto ha approdato e ha detto: beh, qui c'è uno strumento nuovo, però per questo abbiamo bisogno di unità confrontabili, cioè non si può prendere persone e animali, no? E pietre e fare un confronto, bisogna assolutamente prendere le stesse unità. E quindi cominciavano anche appunto a pensare a come estrarre i dati, segmentare come si dice, e veramente diciamo così dopo confrontarli, metterli però in banca dati, quello che si chiama strutturati. In certo qual modo quindi, in sintesi, è la matematica, i principi della matematica e la statistica applicate alle scienze umanistiche, alle materie e anche a tutto, insomma, i campi culturali, per avere, diciamo, per produrre collazioni, ragionamenti e anche obiettivi, no, di ricerca nuovi. Sì, però qui appunto dagli anni 2000 in poi è proprio la tecnologia, l'innovazione tecnologiche che ci è venuta in aiuto, perché non bastava la statistica e avevamo bisogno appunto delle macchine, ecco, che ottimizzassero, ecco, che tutto il lavoro e che facessero appunto il lavoro per noi, perché quello appunto il cervello umano non riesce assolutamente a fare tutto, altrimenti avremmo fatto prima, ecco. Quindi è questo proprio la strumentazione proprio che oggi abbiamo a disposizione,
che ci permette, ancora ci saranno, dopo magari parliamo di questo, bisogna avere anche un grande sviluppo per questo, però già quello che abbiamo ci ha fatto, diciamo così, abbiamo fatto un passo in avanti. Ecco, in questo campo di studi e di ricerca, allora, prevale di più l'aspetto digitale informatico o quello umanistico? Questa è appunto una domanda che si mi fa sempre. Allora, nel Digital Humanities uno ha bisogno prima di tutto di una base di umanistica, cioè uno deve scegliere il suo campo, ecco, e avere una base molto solida per poter appunto capire quali sono veramente le domande della disciplina. Ma da questo nasce appunto quello che è successo a me, diciamo così, una volontà, se si vuole dire, un desiderio o anche proprio una necessità di dopo andare dagli informatici, dagli ingegneri, ecco, o da chimici o da fisici, ecco, per dire ok, io ho un problema, lavoriamo sulla soluzione assieme? Perché questo è il punto, quindi la base deve essere umanistico assolutamente, dopodiché naturalmente uno lavora con altre discipline. Quindi è un lavoro di equipe? Assolutamente sì. Allora, in sostanza, all'università, quando un ragazzo sceglie magari questo campo, cosa esattamente studia? Dunque, allora, diciamo così, all'università, come ben sappiamo, c'è la triennale, poi la magistrale, poi naturalmente il dottorato se uno veramente vuole andare verso la ricerca. Io suggerirei almeno a un ragazzo che vuole veramente approdare Digital Humanities, prima di tutto di scegliere appunto il suo campo umanistico, perché la letteratura e la filologia non è la storia, ecco, non è le scienze sociali, sono due cose diverse. Dopodiché a livello della magistrale appunto abbiamo dei corsi magistrali in Digital Humanities dove appunto si comincia a capire cosa sono questi strumenti e come si può applicarli allo studio del Digital Humanities, ma la triennale non si può cominciare con Digital Humanities. Certo, allora dai. Cerchiamo di capire questi strumenti meravigliosi che la tecnologia ha messo a disposizione delle scienze umanistiche, quali sono applicati appunto a questa materia nuova, no? Che dà risultati, da quello che so, eccezionali, no? A volte anche quasi fantascientifici. Sì, allora ci sono tantissimi, magari ti do due esempi, ecco. Allora, prima di tutto nella Digital Humanities, siccome abbiamo detto che la produzione culturale dei secoli della nostra civiltà è veramente sterminata, soprattutto in Italia, pensiamo solo all'Italia, che capiamo, anche se diciamo così un'equipe enorme lavorasse solo manualmente su questo, non riuscirebbe mai, ecco, a estrarre dei dati, a metterli e così via. Quindi c'è tutto un processo, ecco, di ottimizzazione. Allora, prima di tutto parliamo di digitalizzazione nel senso di scannerizzazione, perché è importante, perché si usa sempre digitalizzazione per dire di tutto anche oggi, per esempio con tutte le nuove leggi e così via. Io parlo di scannerizzazione, e cioè quando noi dobbiamo scannerizzare prima dei manoscritti, dei libri e così via, per dopo, diciamo così, elaborarli appunto in una maniera, ecco, che si può estrarre dei dati automaticamente. Allora, la questione è così: se noi veramente scannerizziamo pagina per pagina, solo l'Archivio di Stato di Venezia, 80 km di documenti, ci vorrebbe più di 10 anni, cioè non possiamo aspettare. Quindi con i fisici appunto lavoriamo su modelli, ecco, di come fare quello che si chiama la digitalizzazione in profondità. Cosa significa? C'è uno strumento che si chiama il sincrontrone, che esiste, non so, forse ci sono 4 in Italia, e che riesce assolutamente, se pensi alla risonanza magnetica al cervello, no? Dove si vede i strati, no? Allora il sincrotrone appunto riesce a vedere in profondità varie cose a patto che hanno delle sostanze metalliche dentro. Ora, nell'inchiostro dei manoscritti c'era ferro gallico.
E quindi riesce assolutamente a vedere questo. Qual è il problema? Prima di tutto che i sincrotroni, i più veramente potenti, possono solo vedere 5 cm, mentre noi abbiamo bisogno tante volte di 20-25, e la seconda appunto che per i libri a stampa l'inchiostro non ha queste sostanze metalliche, ma comunque si lavora su questo. Il secondo esempio è quello che si chiama la trascrizione semiautomatica, ovvero come possiamo veramente leggere i manoscritti già e la macchina trascrive con quello che si chiama machine learning, cioè la macchina impara esattamente come noi, no? Quando abbiamo imparato a scrivere e a leggere, la stessa cosa la macchina può farlo. Ci sono, adesso non entriamo in questo, ci sono varie diciamo così tecniche da farlo, ecco, però lavoriamo anche su questo, ci sono veramente dei risultati molto soddisfacenti. Ecco, le applicazioni, come è stato detto, sono delle digital humanities, sono davvero avveniristiche a volte, no? E quasi assolutamente impensabili fino a alcuni anni fa, alcuni decenni fa, come per esempio la Venice Time Machine realizzata all'Archivio di Stato di Venezia, appunto una specie di, chiamiamola, macchina del tempo virtuale. Ecco, è tutto grazie a degli algoritmi. Allora sì, l'algoritmo è anche, ecco, cioè nella Digital Humanities veramente ci sono vari miti che esistono, ecco, certo che si usa algoritmi, però un algoritmo di solito in sé, cioè bisogna avere anche un buon senso, cioè bisogna avere anche il lavoro degli esseri umani. Ecco. Beh, certo, ecco, no. Quello è fondamentale. L'algoritmo ci aiuta, ma non può assolutamente... Ecco, da solo non cammina. Esatto, da solo non cammina. Allora, quello che noi abbiamo tentato appunto di fare nella Venice Time Machine è prima di tutto di capire appunto come velocizzare e ottimizzare il lavoro. La seconda cosa era una selezione di certe serie archivistiche sul quale abbiamo pensato che avrebbe la pena veramente di concentrarsi in, diciamo, come primo approccio per vedere che risultati ci dà. Sempre per la scannerizzazione o per ritrovare velocemente i documenti? No, per creare una nuova cosa. Per esempio, abbiamo diciamo usufruito di una ricerca che è stata fatta dall'UNESCO negli anni 80 dove hanno estratto già manualmente tutti i dati che riguardavano veramente tutte diciamo così gli edifici a Venezia, dove si trovavano, a chi appartenevano e così via. E così su una, diciamo così, con una costruzione 3D virtuale si può vedere Venezia dal Medioevo fino a oggi come è cambiata, diciamo così, le zone proprio, che tipo di edifici avevano, dove c'erano anche per esempio degli incendi, che cosa è successo dopo e così via. C'è un video che mostra esattamente Venezia, per esempio, non lo so, a 1100 o 900 anche, come era, e man mano fino a oggi si vede come Venezia anche man mano è diventata anche più grande, più popolata e così via. Questo a partire dai dati, diciamo così, immessi in una banca dati e poi con un altro software appunto messi appunto con trasformati in immagini. Questo. Ecco, un esempio poi di ricerca internazionale, no, molto importante nel campo delle digital humanities, portata avanti attraverso appunto tutte le tecnologie più avanzate e anche i famosi algoritmi, è stata quella lanciata dalla professoressa Cristina Dondi, che ha dato luogo a Venezia, tra l'altro nel 2018, e molti lo ricorderanno, alla mostra Printing Revolution. Cosa in sintesi si è riusciti a fare in questa ricerca? Allora, quello che appunto Cristina si è chiesta dall'inizio era quello: nei 50 anni diciamo così, da quando è nata la stampa, cioè a metà del 400, cosa è successo veramente? Perché parliamo sempre della rivoluzione a stampa, ma nessuno aveva i dati, ovvero
quanti veramente libri che si chiamano incunaboli per quei 50 anni appunto. Dopo diventano 500. Esatto, ecco. Ho studiato. Quanti incunaboli sono stati prodotti e quanti esistono ancora, e se possiamo veramente, visto che non abbiamo altri documenti, usare proprio questi incunaboli, quelli che esistono ancora, come documentazione per vedere la circolazione proprio di questi e la circolazione della cultura. Quindi dove sono andati a finire, la loro storia nel tempo, dove hanno viaggiato. Sì, però la storia di ognuno era messa in una banca dati ricercabile, dove si poteva vedere benissimo, e infatti adesso con Cristina appunto finiamo un enorme articolo su San Giorgio Maggiore, dove da un elenco iniziale di 71 incunaboli che appartenevano appunto al convento di San Giorgio, e oggi abbiamo recuperato 180, e questo significa, e dove anche dopo sono stati dispersi e come sono stati dispersi. Quindi questo veramente è storia della cultura, della circolazione culturale, dove sono andati a finire questi incunaboli e del perché anche. Allora Cristina quello che ha fatto in seconda battuta, diciamo così, è non solo questo software, questa banca dati dove abbiamo immesso tutto il mondo tra l'altro, ma ha fatto questa mostra nel senso di quello che si chiama in Digital Humanities Public History, cioè storia pubblica, per cercare anche a trasmettere a un pubblico, diciamo così, che non è solo di studiosi della materia, di che cosa significava veramente il libro. Per esempio, il suo valore. Per esempio, tante volte si vede che un manoscritto poteva essere anche, aveva il valore di 2 o 3 polli, ecco, proprio così per mangiare, ecco, mentre diciamo così, un libro, lo stesso testo, ecco, aveva un valore molto minore, quindi valeva la pena veramente allora per uno comprarlo. E infatti la cosa affascinante di questa mostra è che ha dimostrato, tanto ha sfatato dei falsi miti, e cioè che per esempio alcuni libri a stampa, i primissimi, che stampavano soprattutto per esempio la cosa che ha detto, che ho moltissime grammatiche, no, per imparare a leggere, a scrivere eccetera, erano diffusissime cose e alla portata di tantissime persone, non solo delle persone ricche, non solo delle persone che potevano apparentemente, secondo le cognizioni attuali del passato, no, che noi possiamo pensare potessero studiare, in realtà erano molto più diffuse. Oppure è stata ricostruita addirittura una biblioteca eccellente, quella, no, nello studio dei percorsi dei libri, quella di Leonardo da Vinci. Cosa aveva nella sua biblioteca Leonardo da Vinci? Ecco, questa ricerca per esempio in sintesi lo ha spiegato. Ma tutte cose estremamente affascinanti, ricerche veramente che ci aprono dei mondi e soprattutto ci aprono la dimensione del passato come non l'abbiamo mai vista. Ma quali sbocchi professionali poi concretamente un ragazzo, una ragazza possono avere se abbracciano questo campo di studi? Allora, naturalmente la cosa, diciamo così, nel musei, archivi, biblioteche sicuramente ci saranno dei sbocchi professionali molto importanti, che diventeranno più e più importanti anche dopo Covid, adesso che ci ha dimostrato esattamente che il ruolo, soprattutto tra l'altro parlo di biblioteche ma anche di musei, deve cambiare un po', nel senso di forse ci sarà meno presenza per i libri stessi, che man mano diventeranno più e più diffusi via rete, ma io credo che nelle biblioteche cominceremo più e più a vedere, già è così in biblioteche di ricerca, ma dopo anche in biblioteche di conservazione, vedremo più e più delle banche dati molto complessi, dove invece di un bibliotecario avremo quello che si chiama, diciamo così, data steward, cioè persona che ci aiuterà appunto a cercare all'interno di queste banche dati. Esiste già questo tipo di cose, ma al di là di musei, archivi, biblioteche, gli editori oggi cercano moltissime persone appunto in Digital Humanities per costruire delle banche dati o per fare quello che si chiama la bibliometria, e cioè
sa bene che appunto le riviste scientifiche, ecco, hanno degli indicatori a partire da citazioni e così via, e questa è un'industria che diventa più e più influente, dove hanno bisogno di questo tipo di persone. Ecco. Quindi non solo nel pubblico, quindi negli archivi, nelle biblioteche, ma anche tantissimo nel privato, anche in settori che apparentemente adesso non ci immaginiamo, no? Sì, però possiamo per esempio tutto ciò quello che ho detto prima di public history, cioè di come narrare la storia, ecco, proprio a livello del tutto il pubblico. Per esempio anche imprese oggi hanno una gran voglia non solo di ordinare il loro archivio, ma anche di narrare dopo la loro storia. Quindi io credo veramente che nel futuro ci saranno molti sbocchi appunto di Digital Humanities. Ecco, in sintesi, quali sono le caratteristiche e gli interessi che un giovane, una ragazza, un ragazzo deve avere per intraprendere questo percorso di studi? Cioè deve avere più una passione per la matematica, per l'informatica, per la letteratura e la storia, insomma un po' tutto, oppure deve avere una forte preparazione informatica? Allora, prima hai usato appunto la parola passione. Ecco, io credo che passione e curiosità sono i motori di qualsiasi studio, ma in Digital Humanities soprattutto, come ho detto prima, la base deve essere umanistica. Uno non deve essere un matematico, un ingegnere, o anche se è buono in matematica. Io non sono veramente, non sono mai stata grande in matematica, non è quello il punto. Però uno che è in grado appunto di capire che c'è un'interdisciplinarità, avere pazienza per altri mestieri, per lavorare insieme per soluzioni, cioè uno che deve essere in grado, dopo una buona base, di fare le domande e di dire a un fisico o un chimico: senti, io questo, lavoriamo insieme per una soluzione. Cosa che ci siamo detti prima. Ecco, a proposito di percorso di studio, qual è stato il suo? Allora, io sono storica, il mio dottorato l'ho fatto a Parigi e il primo contatto con il computer, parliamo di 1982, ecco, è avvenuto veramente in un modo veramente affascinante, dove ci hanno detto che c'era questo corso dove volevano testare il primo programma in ricerca storica. Abbiamo fatto questo corso e diciamo così l'ultima lezione doveva essere appunto con il computer. Siamo scesi al sottosuolo appunto dell'università e io ho visto una sala grande come questa più o meno, dove c'è un ronzio tremendo e anche freddo. Perché? Perché tutti i computer allora giravano e c'era appunto questo freddo enorme, perché dovevano tenerli bene. Allora ci hanno detto appunto ognuno di preparare una domanda. Ecco, io ho preparato una domanda sui contadini di Languedoc, cioè sud della Francia, e ho fatto all'operatore questa domanda, che ha inserita la domanda, e poi c'era una macchina che tutto di un tratto cominciava a vibrare, e sono usciti un pacchetto così di schede perforate. Le schede perforate ho dovuto portare un'altra macchina che li ha mangiate, e poi è uscita una strisciolina così dove era scritto 87%. Questo adesso si va un po' più veloci, diciamo. Esatto. E tutto questo computer aveva 32 KB. Pensa. Ecco. Vabbè, ecco, questo è l'inizio. L'ordine di misura veramente è sconvolgente. Esatto. Allora, viene da chiedersi, in prospettiva futura, quando se si guarda l'orologio e si dice: beh, questo computer, osservando magari una macchina appena uscita, sarà obsoleto tra 35 minuti, ormai la velocità con cui la tecnologia avanza, e soprattutto in campo informatico, ma non solo, è impressionante. Ma quindi c'è da chiedersi quali saranno i possibili traguardi, secondo lei, nel campo della Digital Humanities da qui ai prossimi 10 anni, per esempio?
Cosa si immagina? Sì, allora posso dirti perché il futuro è già qui. Allora, il problema più grosso che abbiamo oggi, tutta l'umanità, è banalmente il stoccaggio dei dati. Cioè al 2025 saremo già in grado di stoccare solo la metà dei dati digitali che produciamo. Noi abbiamo già nel 2005 oltrepassato già, diciamo così, proprio l'analogico con il digitale, ma a 2025, cioè tra qualche anno, non saremo in grado più di, diciamo così, di conservare tutti i dati. Ma la cosa più preoccupante è che a 2040 non avremo più silicio, che è un semiconduttore, per praticamente i microprocessori. Allora, già oggi si lavora sul DNA. Il DNA è, appunto, è stato dimostrato che è una, diciamo così, una piattaforma, e lo chiamo piattaforma, che per ogni cellula può stoccare 1,6 gigabyte, e quindi per tutte le cellule, appunto, di ogni essere umano parliamo, dicendo così, di 100 zettabyte. E il DNA è molto flessibile e anche sa correggere se stesso, è conservato all'eternità più o meno, quindi questo è il futuro, stanno lavorando già adesso su questo. Cioè ci riempiranno di dati, cioè ognuno si porta, non so, su un dito, su una mano, no, non così. No. Come sarà? Allora, useranno appunto probabilmente cellule il in DNA. Come? Cioè cellule in cultura? Esatto, ecco, per stoccare i dati, perché hanno già dimostrato che non solo si può immettere i dati dentro, tipo di cellule, ma anche, per esempio? Ma io questo francamente ancora non so. Non è stato definito. Credo però questa no, è la anche nuova perché frontiera. sono problemi etici, però hanno dimostrato che il DNA, diciamo così, è la piattaforma che può contenere più dati possibili, ecco, e anche si può anche dopo... E senza silicio, tra l'altro, quindi, ed sono rinnovabili perché basta. Questo, diciamo, apre, diciamo, uno scenario anche veramente da fantascienza per la scrittura di un romanzo, direi. Ecco, se avesse alla fine di questa chiacchierata davanti un ragazzo, una ragazza che volesse intraprendere questo corso di studi, le Digital Humanities, e poi fare un percorso lavorativo in questo settore, che cosa direbbe loro e da cosa li metterebbe in guardia? Molto in sintesi. Ecco, allora, prima di tutto, come ho detto prima, la curiosità è la cosa importante. Uno deve assolutamente essere in grado di vedere strutture di cose e di chiedere se stesso come si può migliorare. Essere curioso sicuramente, ma essere anche paziente e aperto agli altri, perché questo lavoro interdisciplinare è un lavoro paziente, perché all'inizio non capisci i tuoi, diciamo così, colleghi che provengono da altre discipline, soprattutto gli informatici e gli ingegneri. Questo posso assolutamente testimoniare, e di solito perché loro appunto vogliono solo le soluzioni algoritmiche che per te non vanno bene, perché tu pensi in modo un po' più complesso e non vuoi appiattire le cose. Quindi diciamo così, bisogna essere un po' flessibili per entrare, diciamo così, in una... bisogna avere diplomazia. No, non è diplomazia, bisogna essere anche talvolta, ecco, tosti, perché sei tu che vieni a chiedere a loro esattamente cosa facciamo, ma bisogna essere pazienti, anche sentire loro, ecco, perché da questo nasce l'innovazione. E questo è il punto. E quando due discipline, appunto, o tre, ecco, si mettono insieme per una soluzione, nasce un'innovazione. Ecco, sicuramente qualcosa di buono nasce. Se ricominciasse da capo la sua vita in campo e il suo, diciamo, percorso di studi, abbraccerebbe nuovamente questa disciplina che la vede impegnata in tanti studi e tante ricerche in tutto il mondo? Assolutamente sì, non hai visto quando sono appassionata di questo? Assolutamente sì, non c'è dubbio, perché veramente dà grandi soddisfazioni ogni giorno, davvero.
Parlare di Digital Humanities a Venezia, una disciplina che ha diciamo, dato luogo qui in questa città a delle ricerche, a delle sperimentazioni davvero molto interessanti e avveniristiche, ci fa anche ben sperare per il futuro di questa città, no? Che molti dicono essere anacronistica e invece sembra, grazie alle nuove tecnologie e anche questo specifico campo di ricerca, essere il luogo adatto per dare origine a tante nuove prospettive avveniristiche anche. Che cosa ne pensa? Dunque, al di là appunto del futuro di Venezia, cioè noi qui parliamo del futuro veramente della cultura di Venezia, di quello che è stato prodotto e spero anche è prodotto, perché con la Biennale e tutte le altre cose comunque si continua qui. Venezia sicuramente è un luogo di ispirazione e con la concentrazione veramente di tutte la, posso chiamarlo, produzione culturale che abbiamo qui, credo veramente che abbiamo una, diciamo così, è una cosa unica, ecco, di cui veramente se tutti si mettono assieme, perché questo è il problema, tutte le istituzioni culturali, le due università che ci sono qui, per lavorare su questo, credo che possiamo anche fare proprio un distretto, ecco, di Digital Humanities qui a Venezia. Io non ho dubbi di questo. Il punto è di mettersi assieme, di riconoscere che Digital Humanities, anche se ci sono delle critiche a certi, diciamo così, iniziative che c'erano prima, non ha nessuna importanza. Noi impariamo sempre anche di quello che è andato male, non ha nessuna importanza. Il punto è di mettersi assieme e pensare alle nostre priorità in questo. Ecco, la questione di fare rete è sempre stata la cosa più complicata, perché poi ognuno ha il suo, no, orticello, le sue abitudini, i suoi metodi, e a volte è proprio questa, no, la difficoltà. Come vede la possibilità di costruire una rete proprio per superare appunto le distanze tra istituzioni culturali eccetera, e fare di Venezia veramente come un centro di sperimentazione quasi unico, di ricerca unico, che grazie a questa possibilità di unire discipline diverse può proiettarsi a livello internazionale nel campo della ricerca? Credo che questo va appunto al di là della rete di istituzioni culturali, cioè noi abbiamo bisogno qui anche di un distretto di start-up, ecco, e questo non c'entra con le istituzioni culturali, questo c'entra anche con la volontà, diciamo, dei politici appunto di aiutarci a fare questo, di fare veramente un distretto che è la infrastruttura appunto di ciò che stiamo parlando. Se ci fosse questo, sono sicura che tra istituzioni culturali troveremo un modo appunto di lavorare, c'è una volontà di lavorare insieme, solo che bisogna anche definire le priorità prima. E cercare di aiutare questa unione di forze. Assolutamente, perché c'è qui davvero, ecco, ma bisogna capire esattamente che cosa usare, le infrastrutture qui sono importanti. Ecco, se dovesse dire o suggerire quali sono le prime fondamentali cose da fare, no, per andare verso questa prospettiva, cosa direbbe? Allora, prima di tutto, questo non riguarda solo Venezia, noi abbiamo bisogno di avere veramente una piattaforma che ha dei standard, ecco, per tutti, ecco, cioè quando tu immetti i dati devi avere dei standard prima di tutto, di formati, ma anche quello che immetti i dati stessi, cioè Giorgi e Giorgio, dobbiamo sapere esattamente che non uno che emette Giorgi, uno che emette Giorgio, perché per il computer, ecco, non è lo stesso. Un linguaggio comune. È questo. La seconda cosa, forse più importante, l'autenticazione dei dati. Il fake news può diventare anche fake history, cioè se noi non possiamo autenticare i dati che emettiamo, domani uno hacker o qualsiasi cosa può emettere qualsiasi cosa che vuole e noi non potremo distinguere tra quello che è buono da quello che è cattivo.
e rischiamo veramente di una distorsione tremenda. Quindi una cosa che tipo blockchain o altre cose per autenticazione dei dati da parte blockchain, da parte di istituzioni a questo punto, ecco, è importante, altrimenti io non vedo come possiamo, e questo è un problema naturalmente non solo per Venezia, è un problema credo parliamo di Europa perché appunto siamo un'unità, ecco, si stanno muovendo ma molto lentamente verso questo, ecco. Però senza questi due veramente pilastri io non vedo come si potrebbe, cioè sarebbe inutile di andare avanti, ecco, secondo me. Allora, delle ricerche molto interessanti e diciamo avveniristiche che hanno aperto grandi prospettive nel campo delle scienze umanistiche sono state fatte appunto proprio a Venezia. Pensiamo alla macchina del tempo, all'archivio di Stato, ma anche per esempio in campo della scannerizzazione o digitalizzazione dei documenti, dei reperti. Pensiamo a quello che è stato fatto alla Giorgio Cini anche, no? Per diciamo rendere virtuale la consultazione di tutto il grande patrimonio di questa prestigiosa fondazione, ma anche la mostra Printing Revolution, che è approdata a Venezia 3 anni fa, ha dato proprio molti spunti per poter lavorare attraverso le digital humanities in molti modi. Ecco, che ricerche, che diciamo traguardi lei vedrebbe costruiti qui a Venezia e da Venezia verso magari anche una prospettiva internazionale? Cosa le piacerebbe se dovesse, no, così pensare a una sfida futura? E dunque, prima di tutto tu hai detto delle cose molto importanti che credo che dovranno anche essere seguiti, per esempio, cioè, e hai nominato varie istituzioni culturali, ciò che dimostra che istituzioni culturali sono molto sensibili appunto a questi sviluppi, anche se tante volte forse non hanno dei finanziamenti comunque. Per esempio la Fondazione Cini, non solo per la digitalizzazione, ma quello che hanno fatto per esempio per la Noce di Cana, per esempio, tanto per capire che era un esperimento anche costosissimo, ma che ha dimostrato che si possa comunque anche chiedere qual è la differenza tra copia e l'originale. Sì, perché è stato riprodotto praticamente in maniera precisissima con delle tecniche fotografiche, avveniristiche, tutti anche istratti questo proprio, quadro. esatto, ecco. E questo è una cosa, appunto, una domanda che in digitale è molto importante. Qual è la differenza veramente tra copia e originale? Cioè siamo veramente ormai nel regno, ecco, quasi filosofico, ma che è importante discutere adesso di questo. E questo è uscito da Venezia, c'era tutto un dibattito su questo. E la seconda cosa appunto che hai nominato è questa, diciamo così, questa digitalizzazione, diciamo così, che ha fatto Adam Lowery su una digitalizzazione molto molto veloce, ecco, che è un po' meccanica, ma che comunque ha velocizzato appunto tutta una serie di processi che erano all'interno della Fondazione Cini, che voleva soprattutto le fotografie. Loro hanno milioni di fotografie che volevano digitalizzare, e sulla base di questo appunto, qui non abbiamo parlato di immagini, ecco, c'è tutto un filone oggi di segmentazione proprio di immagini, ecco, per capire esattamente le cose ricorrenti, o per dare alla macchina, per esempio, cercami dove ci sono veramente tutte le foto della piazza San Marco. E la macchina come può sapere questo? Se tu gli dici guarda, tu puoi cercare per esempio una piazza dove c'è, non lo so, 3 archi, no? E una campanile, cioè una cosa molto la macchina fa questo, e di solito, abbiamo già testato, cerca appunto e trova tutte veramente le foto anche di vari angoli della piazza San Marco.
Quindi con machine learning, appunto, quando la macchina tu gli dai prima in pasto, gli dici guarda la A è così o il campanile è così, man mano... Cioè, gli dai le indicazioni di base, insomma. Esatto, ma la macchina anche con vari adesso algoritmi è flessibile, e cioè per esempio quando tu scrivi A, ognuno scrive A modo suo, la macchina è flessibile per capire che ci sono qualche millimetri di qua o di là e comunque riesce a capire che questo è A e non è B, per esempio, o non è un D, ecco. Allora ci sono varie cose di questo genere che ci sono. Se Venezia, tu mi chiedi se Venezia deve essere il faro per i digital humanities, francamente non lo so, ecco, certamente c'è qui una concentrazione, ci sono delle novità, ecco, ma questo è anche una dinamica che non c'entra solo con la ricerca, ma anche con la politica e la volontà esatto, di fare ecco, di questa città esatto, diciamo esatto. un volano per tante diciamo altre così, cose. ha tutti gli ingredienti, ma ci vuole anche il motore dietro che è la politica. Una cosa mi vorrei sapere dal punto di vista tecnologico, no? Allora abbiamo parlato di tante cose legate alle scoperte, no? Ultime in campo informatico, ma comunque in generale anche abbiamo parlato del DNA per lo stoccaggio dei dati, ecco, ma la realtà aumentata, il 3D, la possibilità, no, di ormai con stampanti di riprodurre esattamente oggetti di tutte le dimensioni, di tutti i materiali quasi. Ecco, è applicabile alle digital humanities in qualche modo? Ci sono degli studi che stanno partendo, sono partiti anche con queste tecnologie? Allora, sono tecnologie che naturalmente non necessariamente hanno a che fare con digital humanities, ma oggi nel campo della formazione, educazione, ecco, si pensa molto a tutto il campo che si chiama gaming. Ci sono tanti di questi giochi, sappiamo bene, e ci sono delle società, per esempio come Ubisoft, che è uno dei più grandi, che veramente investono delle somme enormi nel fare la ricerca storica per dopo fare dei giochi basati sulla storia. Questo pensiamo, ecco, che può essere anche naturalmente per fasce d'età un po' più piccole, ecco, può anche essere perché oggi diciamo così, i giovani sono molto più sensibili a immagini che a testo, bisogna dirlo, io vedo anche i miei studenti che hanno 19, 20 anni, si vede benissimo questo. Io non posso assolutamente insegnare senza almeno un PowerPoint. Non esiste, guarderanno allora il loro cellulare, cioè, sappiamo bene questo. E quindi, diciamo così, fare una narrazione storica, per esempio, attraverso anche una cosa che sembra un gioco, ecco, o tramite appunto 3D, ecco, può essere una soluzione, ecco, futura per imparare certe cose, non tutto. Ecco, però uno può imparare anche tramite questo. Io non escludo assolutamente, solo che questo necessita grandi investimenti da parte appunto, ma comunque adesso la UE, ecco, cioè la Comunità Europea è interessata a tutto questo filone nell'educazione. Vediamo cosa succede. L'ultima ricerca o quella, diciamo, futura che le piacerebbe fare in questo campo come sfida o come, diciamo, anche così assist da tirare a questa città perché, no, si realizzi quello che dicevamo, magari una grande comunità di studi interconnessa che punti su queste nuove sfide legate magari alla digital humanities? Io credo che
non è un campo mio, però quello che mi piacerebbe davvero è soprattutto che si vada proprio nei musei appunto di fare una ricerca sulle immagini. Questo secondo me è un campo che va ancora veramente sviluppato molto e che ha grande potenzialità e che secondo me, spero, cambierà la museologia e il museo come lo vediamo oggi in modo molto molto diverso. Ecco. E cioè come? Questo naturalmente non lo so, ma per esempio tu pensi vedere per esempio un quadro di Van Gogh, entrare dentro il quadro, ok? Davvero, cioè nel senso di tu vai in museo, vedi il quadro di Van Gogh, ma sai, andare in museo a vedere un quadro devi avere proprio una reazione emotiva e questa è la cosa importante. Ora noi siamo davanti a un quadro, lo guardiamo così, però che cosa ne sappiamo? Vabbè, Van Gogh sappiamo qualche cosa, cioè tu pensi a un giovane che arriva, vabbè, sì, però e c'è una reazione, sì, è bello, non è bello, finisce lì. Ma se uno veramente poteva anche, per esempio, con gli occhiali 3D, entrare dentro, vedere i strati, vedere come è stato fatto, come è stato, cioè uno ha veramente una emozione e reazione emotiva molto molto diversa e veramente sente, ecco, il quadro, per esempio questo. Oppure anche tu entri in una stanza dove tu vedi veramente in 3D vari quadri, varie statue, e poi anche naturalmente hai tutte le informazioni che vuoi su questi, ecco. Questo è un allestimento molto diverso di un museo rispetto a quello che c'è oggi, dove sui pareti ci sono quadri, non lo so, statue, qualsiasi cosa, tu guardi e vai al secondo, con una narrazione un po' di buon senso, o come anche se tu puoi selezionare appunto il tuo percorso nel museo davvero è un'altra cosa completamente diversa, perché puoi tornare a questo museo anche 100 volte, perché ogni volta fai un percorso diverso. Questo nel senso di gaming che abbiamo parlato prima, cioè di lasciare alle persone avere sempre più scelte di fare invece di accettare esattamente quello che c'è sulle pareti, perché quello è il museo oggi. Allora, di trasformare questo in quello che si chiama una visita esperienziale è una cosa molto diversa. È quello che l'M9 un po' ha tentato di fare, solo che anche M9, secondo me, ha finito appunto per avere schermi come quadri, che non mi è cambiato molto, ecco. Quindi alla fine, diciamo, rendere la visita ad un museo più una esperienza multisensoriale e anche direi emotiva attraverso appunto queste tecniche e queste tecnologie che permettono appunto di immergersi in un'iperrealtà. Sì, esatto, ecco. No, avere ben più di informazione anche, può essere anche una cosa anche cerebrale, cioè che tu vuoi sapere allora chi è Van Gogh, quando l'ha fatto questo, quali sono, non lo so, le sue ispirazioni, da dove provengono e così via, dove ha trovato, non lo so, i colori che ha trovato, cioè queste, ecco. Ma mi scusi, una domanda sì. Per chiudere. Ma non si finisce per, diciamo, immergersi in una sorta di Matrix, non si rischia, come lei prima ha citato, no, le fake history, di finire in una sorta di sovrastrutturazione del dato reale, dell'arte, dell'elemento artistico, del reperto, o no? Allora, non ho risposto a questo, anche perché appunto non abbiamo ancora sperimentato questo. Sarebbe interessante vedere, io comunque credo che ogni generazione, ogni qualche generazione comunque con lo sviluppo anche delle tecnologie guardano diversamente a varie cose, ecco. Io non sono contro appunto che l'evolversi dell'umanità. Ah no, certo, ecco, ci mancherebbe. Cioè, esatto, ecco, però ma non ravvisa nessun, diciamo, nessuna controindicazione?
Certo che ci sono controindicazioni, cioè se si fa questo in una maniera di dare veramente delle informazioni prima non corrette, ma insomma veramente così che non c'entrano nulla, ecco. Però se si fa queste cose bene, con un po' di cervello, secondo me possono essere veramente interessanti e appassionare le persone, assolutamente. E anzi aprire magari ancora di più certi settori della cultura a una più grande, vasta platea. Si dice in inglese the sky is the limit, no? Cioè il cielo è veramente il limite. Andiamo anche oltre, perché no?